Un lungo elenco di star internazionali per le quali aveva organizzato feste e matrimoni da favola, molti dei quali nella sua Venezia. E proprio nella sua abitazione della Giudecca, a soli 35 anni, Eleonora Rioda è stata trovata senza vita e senza apparenti ragioni per questo gesto estremo. Eleonora è quel che si dice tecnicamente una wedding planner, un'organizzatrice di matrimoni, una professione che aveva intrapreso fin da giovanissima e che l'aveva portata spesso all'estero per imparare e crescere. Era poi tornata a Venezia aprendo una sua agenzia, affiancata da un team di sole donne, mettendo a disposizione dei clienti anche luoghi nascosti ma tra i più affascinanti della città lagunare. Tra chi si è affidato a lei in questi anni, molti attori e attrici di Hollywood, ma anche ricchi imprenditori e calciatori come lo spagnolo Alvaro Morata, che si è unito in matrimonio con una giovane mestrina nella Basilica del Redentore per festeggiare poi sull'Isola delle Rose. Sconvolti amici e familiari, vale la pena di ricordare sempre che quando si attraversa un periodo difficile si può contattare ad esempio il telefono amico al 199 284 284.